io dico splendida, perché noi donatori, noi associazione abbiamo bisogno delle amministrazioni sul territorio e quindi oggi vedendo anche tanti sindaci ringrazio tutti loro, anche a nome veramente delle nostre sezioni, perché la collaborazione con le sezioni fa crescere anche questo volontariato. Grazie a tutti voi. Dicevamo di Udine, sì certo, una bella collaborazione, tanto è vero che ci sono anche delle opportunità importanti per le sezioni e per il volontariato. Noi ci fa veramente piacere sfruttare queste opportunità e ringraziamo ancora l'amministrazione che ci è sempre vicina, ma soprattutto ci dà anche dello spirito importante di nuove iniziative che le amministrazioni possono dare sul territorio. Grazie Presidente Flora, grazie. Voglio ringraziare chi sta lavorando con me, Snidero e Giandomenico Ricci, sono i tecnici di Telefriuli che sono qui con me all'Estizza. Adesso vi invito ad alzarvi in piedi perché la nuova banda di Carlino, diretta dal maestro Luca Campagnol, di fatto dà l'inizio al congresso del 62esimo congresso dei donatori di sangue con l'inno d'Italia. Grazie, e può altro che alzarsi in piedi la nuova banda di Carlino diretta dal maestro Luca Campagnol. Diciamo che sentire questo inno ci riporta, è stata un'estate meravigliosa perché l'11 luglio sapete tutti cosa è successo, i donatori comunque il trofeo lo stanno vincendo di fatto ogni anno. Donatrici e donatori benemeriti autorità, congressisti, signore e signori, eccoci a Lestizza per questo evento importante che ricordiamo, potete accomodarvi ragazzi, perché di fatto è stato un po' ridimensionato per il rispetto delle norme Covid e quindi quest'oggi c'è una presenza limitata, ma i protagonisti, come vi dicevo prima, sono i donatori benemeriti che andremo a premiare. I benemeriti rimarranno al loro posto e ci sarà appunto il passaggio delle autorità con la consegna appunto dei riconoscimenti. A loro va il grazie più sincero ed è questa giornata l'omaggio alla loro esemplare testimonianza di altruismo. Siamo ospiti del Comune di Lestizza e delle sue 4 meravigliose sezioni. Cogliamo l'occasione per salutare il sindaco che fra poco avremo qui sul palco, però vorrei che il primo saluto a nome delle 4 sezioni di questo comune, sezioni che sono la sezione ovviamente di Lestizza, Nespoleto, Santa Maria di Lestizza e Sclaunicco, ci sarà il saluto di Samantha Passone a tutti noi.
Buongiorno a tutti e un caloroso benvenuto al 62esimo congresso provinciale AFDS Donatori di Sangue Udine, da parte mia e dagli altri 3 presidenti delle sezioni, Dania, Ivan, Marco, unitamente ai donatori appartenenti alle sezioni di Lestizza Galleriano, Sclaunicco, Nespoledo Villa Caccia, Santa Maria di Lestizza. Nonostante il difficile periodo appena trascorso e il momento che stiamo vivendo dovuto dalla pandemia, che ci ha fatto, a nostro malincuore, rimandare questo importante appuntamento di un anno, siamo ben felici oggi di condividere insieme a tutti voi questo incontro che esprime gratitudine, gioia e speranza. Le difficoltà organizzative emerse in più riprese e soprattutto in questi ultimi periodi non ci hanno scoraggiato, anzi sono state uno stimolo ulteriore per affrontare e osservare quei protocolli burocratici ad interpretazione delle norme giustamente in essere in situazioni gravi. Oggi possiamo ben dire di essere qui presenti a Lestizza, anche se in numero ridotto rispetto agli altri congressi, a consolidare la nostra preziosa attività associativa nel segno del primo congresso provinciale AFDS dopo la pandemia post-Covid. Ricorderemo il 62esimo congresso come quello della ripartenza post-Covid, ma anche quello rivolto ai giovani e al futuro. Sulle locandine e sulle coccarde, nei riconoscimenti fatti da parte delle 4 sezioni ai premiati, appare una piccola immagine con uno slogan. Sono 4 figure umane che si uniscono per mano a formare un cerchio. Lo slogan che abbiamo dato è Uniti nel dono. Questo a testimoniare l'attuale ed importante collaborazione tra le 4 sezioni AFDS operanti nel territorio comunale di Lestizza. Attività arricchita dal vissuto di chi ha onorato questo doveroso impegno di altruismo sociale fin dai primi anni 60 del secolo scorso. Sono d'obbligo dei ringraziamenti. Il primo all'Associazione Friulana Donatori Sangue di Udine, per il sostegno e la puntigliosità dimostrata nell'organizzazione di questo congresso. All'amministrazione comunale, attuale e precedente, hanno colto l'importanza di questo evento per il territorio di Lestizza, mettendo subito a disposizione delle risorse economiche e competenze. All'Istituto Comprensivo di Lestizza Talmassons, in modo particolare alla dirigente, agli insegnanti e agli alunni che hanno realizzato il calendario per l'anno scolastico 2020-2021. Infine, ma sicuramente non per importanza, ai componenti dei direttivi sezionali, ai volontari e a tutte quelle persone che nelle diverse forme e maniere hanno contribuito alla migliore realizzazione di questa giornata. Concludo augurando buon lavoro e buona fortuna alla sezione di Gemona. Il prossimo anno sarà previsto il congresso 2022. Un augurio soprattutto di vero cuore, che sappiate cogliere anche quella ricchezza del congresso che appartiene alla vita associativa del territorio, con eventi e momenti di aggregazione a coronamento della giornata celebrativa. Momenti che sono, causa pandemia, completamente mancati qui a Lestizza. Buon congresso e nuovamente buona giornata a tutti voi qui presenti e a tutte le persone che da casa ti seguono attraverso Telefriuli. Mandi.
Grazie a Samantha Passone. Bello il passaggio, li ha chiamati solo per nome i colleghi delle altre 3 sezioni e ha ringraziato anche le amministrazioni comunali che hanno preceduto che fra poco Pertoldi. Vi do dei numeri: 36.000 donazioni, ci sono, perché l'anno scorso purtroppo non c'è stata la possibilità di consegnare i premi, 149 gocce, 300 targhe, 520 distintivi d'oro, 835 d'argento, 1197 di bronzo. I diplomi sono 1641. Più di 4.600 i donatori a cui quest'anno andrà un riconoscimento. Io invito qui il sindaco di Lestizza e di Pertoldi, che è il comune che ospita il 62esimo congresso dei donatori di sangue, e poi, come da tradizione, ci sarà il passaggio di testimone con il Revelant, il sindaco di Gemona, comune che il prossimo anno ospiterà il congresso. Prego, sindaco. Buongiorno a tutti. È uno spettacolo vedere tutta questa gente quest'oggi su questa piazza a festeggiare qualcosa che per noi è davvero importante. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio anche i vertici regionali che quest'oggi sono qui con noi, il dottor Riccardo Riccardi, il dottor Piero Mauro Zanin, il direttore dell'ASUF, dottor Andrea Caporale, e tutti i sindaci del Medio Friuli. Ringrazio di cuore che sono qui con noi, hanno accolto il nostro invito. Prima Paroni, da buon giornalista, ha colto l'essenza di quanto diceva prima Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bruno Mazzucato per quanto riguarda i donatori di sangue, che sono un regalo di Dio. Ecco, io volevo iniziare questo mio intervento con una citazione di San Francesco d'Assisi: è nel dare che riceviamo. E credo che con qualche anno d'anticipo avesse forse intuito che doveva nascere l'Associazione Donatori di Sangue. È una battuta, ma molte volte le verità si dicono ridendo. Non è stato facile, credetemi, in periodo di pandemia, Green Pass, doverose limitazioni imposte dalla diffusione del virus, organizzare un evento come quello di oggi a Lestizza. Il Comune però non è soltanto orgoglioso di ospitare questa mattina la kermesse annuale di donatori di sangue, ma ha anche lavorato strenuamente. Per questo ringrazio tutte le componenti dell'amministrazione del volontariato locale per essere riuscite a mettere in scena un evento capace di dare il giusto merito a chi da tanti anni pensa più e prima agli altri che a se stesso. E chi più dei donatori di sangue può rappresentare al meglio questo esempio di vicinanza al prossimo? Nessuno, come testimoniano i numeri. Basti pensare ad esempio come il gruppo dell'Associazione Friulana, è stato già ricordato, ma lo ripeto, donatori sangue, conti la bellezza di 53.000 iscritti, di cui 30.000 attivi, e nel 2020, anno dello scoppio della pandemia da Covid, abbia registrato 37.000 donazioni di sangue e plasma, permettendo di inviare oltre 8.000 sacche di sangue sul territorio nazionale, con un trend in crescita rispetto al 2019. Dati questi persino in miglioramento nel primo semestre dell'anno in corso, che dimostrano appunto come la cultura della solidarietà e dell'impegno civile non sia mai venuta meno in questa terra, tra i donatori di sangue in particolare, nonostante le oggettive ed enormi difficoltà derivate dal Covid. Atteggiamenti e opere che valgono più di 1000 parole, a cui si aggiunge il doveroso e sincero ringraziamento di tutta l'amministrazione comunale, mio personale, per il lavoro svolto nel corso di quest'ultimo anno e mezzo, nel quale spesso avete anche dovuto combattere contro vergognose fake news, come quella collegata alla bugia secondo cui un vaccinato non può donare il proprio sangue o il proprio plasma, diffuse con il solo scopo di avvelenare i pozzi del volontariato, che anche nel nostro comune ha radici lontane e ben radicate, come le 4 associazioni sulle quali non mi soffermo perché l'amica Samantha è stata più che esauriente. Voi siete rappresentate una sezione fondamentale della popolazione friulana e sicuramente una di quelle di cui l'intera regione può e deve esserne maggiormente orgoglioso. Il mio augurio, che poi è quello di tutto il Comune e di chi si è adoperato per la realizzazione di questa giornata, è che finalmente il Covid possa a breve trasformarsi in qualcosa che appartiene al passato, lasciando in primis voi donatori di sangue, ma in generale noi tutti, tornare a quella normalità di vita e di azione a cui purtroppo ultimamente
ci siamo dimenticati. Ma non ci siamo certo dimenticati e mai ci dimenticheremo che in un mondo futile, in un mondo di apparenza, voi siete sostanza. Grazie di cuore a tutti ancora una volta per la presenza e complimenti per tutto ciò che con grande abnegazione siete in grado di realizzare. Grazie. Ecco, e come vi dicevo, adesso c'è un altro momento piuttosto solenne che è lo scambio degli omaggi fra il sindaco di Lestizza e di Pertoldi e il sindaco di Gemona Revelant. Sarà proprio quel territorio il prossimo anno ad ospitare il congresso provinciale. Libro che riassume un pochino la storia di Lestizza, storia di un borgo rurale, che è stato redatto qualche amministrazione fa, ma che è sempre attuale, che io porgo volentieri al sindaco Revelant. Poi ci sarà anche un omaggio gastronomico di un prodotto che si produce proprio qui a Santa Maria di Lestizza, che daremo veramente in sede perché sarebbe un po' scomodo, insomma, farlo sul palco. Grazie mille. Grazie. Colgo l'occasione per ringraziare per questi doni, senz'altro approfitteremo anche di quello gastronomico che magari consumeremo assieme. Da parte nostra invece un quadro rappresentante il castello, il prossimo alla 63esima edizione del congresso si svolgerà proprio ai piedi dello stesso, ci auguriamo senza le impalcature per il completamento dell'opera che è iniziata molti anni fa e crediamo che anche questo sia un simbolo della ricostruzione e della ripartenza, quindi credo che Gemona possa rappresentare un momento importante. Ovviamente anche da parte mia un ringraziamento al Presidente Flora, a tutte le autorità presenti, ai colleghi sindaci e dalla Presidente Panigara Anna che è qui tra noi ed è quella che ci ha spinto proprio a proporsi in questa candidatura e che abbiamo promosso e sostenuto veramente con forza perché crediamo che sia un momento importante e complimenti veramente per la straordinaria organizzazione di questa giornata in questo momento difficile. Ecco, vorremmo portare via da voi se non altro almeno il tempo, quindi l'augurio che ci ha dato Samantha lo accogliamo veramente di cuore e ci impegneremo per organizzare al meglio la prossima edizione. Abbiamo fatto una convenzione col tempo, è costata un pochino però poi è mantenuto. Faremo metà sul prezzo. Si può trattare. Revelant, approfitto dell'occasione. Gemona, sappiamo tutti che cosa ha subito nel 1976 e anche in quell'occasione i donatori hanno fatto il loro. Senz'altro, è stato un momento importante anche allora, c'era la necessità veramente anche in quell'occasione, soprattutto in quell'occasione proprio di donazioni, c'è stata una ripartenza veramente, la comunità e le comunità su questo, soprattutto quelle del Friuli Venezia Giulia, sanno che il dono è un'opera importante e veramente bisogna rendere grazie a tutti voi perché veramente vi meritate tutto ciò e deve essere ad esempio per le nuove generazioni, dovremo continuare in questa direzione. Grazie Sindaco Revelant. A questo proposito volevo un attimo invitare l'amico Ivan. Ecco, questo è un prodotto, se lo vuoi descrivere tu Ivan, di Santa Maria. Sì, di cui andiamo orgogliosi. è un prodotto diciamo tipico della nostra zona, è caratteristico della nostra zona. Sono delle confetture a base di olivello spinoso, questa pianta che viene coltivata qui nella nostra zona. Grazie Ivan. Un augurio a lei, al consigliere Panigara e al presidente della sezione di Gemona per il prossimo anno. Grazie ancora. Grazie ai sindaci di Lestizza e di Gemona. Allora, l'associazione friulana Donatori di Sangue aderisce alla Fidas nazionale, il cui presidente avvocato Musso oggi non è presente, ma lo è stato nella recente assemblea e ci invia i suoi saluti e complimenti ai benemeriti. C'è in prima fila a rappresentare la Fidas nazionale e oggi un amico da lungo tempo a noi vicino, il vicepresidente nazionale Alessandro Biadene, che ci porta il saluto della federazione. Poi vicepresidente le farò delle domande. Se no... Venga, prego. Buongiorno a tutti, come è già stato detto. Io ho l'onore di portare i saluti del Presidente nazionale che in quanto vicepresidente vicario oggi rappresento.
Mi è particolarmente caro questo compito che mi è stato affidato oggi, perché in queste zone io mi sento come a casa, dato che è un rapporto che dura tra la mia persona e la FDS da tanti anni, da quando all'inizio ero segretario organizzativo della Fides Nazionale e avevo aiutato gli amici di Udine a organizzare il congresso nazionale. Quindi mi sento a casa, come si dice. E se mi permettete, volevo solo anche aggiungere alcune considerazioni, cercherò di essere breve, perché il Monsignor Vescovo ha parlato di coscienza, e noi proprio lavoriamo sulla coscienza, dobbiamo lavorare sulla coscienza, perché tutti abbiamo una coscienza, ma ahimè, in molti, in troppi, e in questi purtroppo annoverò anche dei giovani, la coscienza è dormiente. Il nostro compito è quello di scuotere e svegliare le coscienze. Mi spiego meglio. Io vedete i capelli sono già un po' bianchi, sono avanti negli anni, ma mi sento diversamente giovane, perché il mio temperamento, il mio spirito è rimasto giovane come tanti anni fa. E quindi plaudo a tutto quello che è stato detto, delle iniziative che vengono portate avanti secondo quella che è l'evoluzione della modernità per usare nuovi strumenti. Ma non dimentichiamo mai una cosa. Io parlo col cuore, non sto leggendo. Io sono diventato donatore a mio tempo, non perché fossi più furbo, forse non sono neanche adesso ancora, ma perché mio papà era donatore. E lui a casa ci faceva mangiare pane e discorsi di quel tipo, solidarietà, rispetto delle regole, amore per il prossimo, e io sono diventato donatore così. E a mia volta poi ho cercato di portare avanti questo discorso, perché nell'azienda in cui ho lavorato, la Michelin, per molti anni, mi sono occupato di formazione, quindi mi è stato facile parlare di questi argomenti. Allora oggi dobbiamo far capire alla gente, ai non donatori, meglio ancora di più ai giovani, che avete la coscienza, ma svegliate questa coscienza, perché solo così assaporerete il piacere di donare. Io vi dico questo col cuore, perché ahimè ho vissuto due tipi di esperienze nella mia vita di donatore. La prima, la più positiva, quando ho potuto donare la prima volta. Sono uscito dal centro trasfusionale, non ho assolutamente avuto traumi di ago, niente, però sono uscito di là, credevo di essere sulla nuvoletta, perché avevo inconsciamente la consapevolezza di aver fatto qualcosa di bene per qualcuno che non avrei mai conosciuto, però sapevo di aver fatto qualcosa di bene. E questo, ringraziando il cielo, ho avuto buona salute e ho ancora il gruppo zero negativo, ha fatto sì che io possa aver goduto di questo tipo di esperienza ripetuta per 246 volte. Il momento più brutto legato a questo è stato quando, avendo compiuto 70 anni, ahimè, il medico mi ha detto: caro Sandro, non puoi più donare, perché a quel momento, pur continuando, e il mio impegno di oggi è anche a dimostrazione di questo, pur continuando a passare il messaggio, però non ho più la capacità, la possibilità di provare quell'emozione che si ha quando si esce dal centro trasfusionale dopo aver donato. E io auguro a tutti i donatori di poter provare questo sentimento, e soprattutto ai non donatori, perché provino questo sentimento, perché questo è fondamentale per chi non è ancora donatore. Detto questo, quindi la coscienza intendevo quello, noi dobbiamo ricordarci, essendo donatori o non più donatori, di stimolare la coscienza di chi non lo è, perché acquisisca la capacità, la consapevolezza di quanto bene si può fare con un semplice dono. E quando parlo di dono, allargo un po' gli orizzonti, perché nella mia esperienza di donatore ho fatto anche il formatore nelle scuole superiori per fare promozione, ma ho capito un'altra cosa, che quando si parla di dono del sangue, che è fondamentale, costa poco aggiungere una cosa. Mentre doni il sangue, fai anche la tipizzazione, perché magari non ti chiameranno mai, però ci può essere qualcuno che ha bisogno del tuo midollo. Quindi fallo, non ti costa niente, ma puoi salvare veramente una vita, in modo ancora più tangibile rispetto a quello che è la donazione del sangue. Lo stesso vale per la donazione degli organi, perché il dono è un concetto completamente aperto. E il dono, poi concludo, per me il dono
è un qualche cosa, l'ha detto qualcun altro più furbo di me, di nuovo, il dono è tale solo se non vuole reciprocità. Cioè io dono perché sento di fare del bene a qualcuno, poi indirettamente, come è stato detto giustamente, avrò dei ritorni, tipo il suivi della mia salute, ma io il dono devo farlo non pensando dono perché così me ne sto un giorno magari a casa. Non è quello lo scopo. Lo scopo è donare per fare del bene agli altri. Questo è fondamentale. E questo vale per tutti i donatori e coloro che lo saranno. Un'altra cosa che mi permettete, dopo lunga carriera da Presidente, io volevo ribadire, dato che qui sono molti rappresentanti che hanno funzioni di responsabilità nella vostra associazione, ricordiamoci sempre che essere responsabili, essere presidenti, vuol dire essere responsabili. Non sei il Dio in terra perché sei presidente. Allora, cerchiamo di essere responsabili. Cosa vuol dire? Lavoriamo in gruppo, facciamoci aiutare da chi ci sta intorno, perché anche la persona più umile che fa parte della nostra associazione può portare un'idea, può portare uno spunto che può risolvere molti problemi. Questo è fondamentale. E aggiungo, e poi finisco davvero, il discorso è: non confondiamo mai l'autorevolezza che deriva dall'esempio, dal comportamento, dalla dimostrazione di quello che si fa realmente, con l'autoritarismo. Perché purtroppo, non solo da noi, anzi meno da noi che non da altre, o più da altre associazioni ancora, molti, sentendosi presidenti, si sentono onnipotenti. Non è questo il nostro ruolo. Non è un ruolo, il presidente così non va bene nel mondo del volontariato e non va bene da nessuna parte, ma men che meno da noi. Il presidente, o meglio il responsabile, deve essere una persona autorevole, che dà il buon esempio, che si comporta bene, che è sempre il primo in prima linea. Bene? Con questo vi auguro di continuare a donare, che godiate buona salute per poterlo fare. Grazie. No, volevo fare una domanda, no? Visto che lei ha detto io mi sento come a casa. Il Friuli è sempre il primo a partire, abbiamo l'assessore alla protezione civile, c'è il terremoto in Croazia, ci siamo, ci sono altre calamità, ci siamo. Mi può dire come siamo visti noi in questo angolino del nord-est, così piccoli piccoli? Mi è molto facile rispondere perché io vengo da Cuneo, che è un'altra provincia, come è stato detto in modo velato, un po' dimenticata, no? Ai margini del mondo. Nella realtà però io vengo volentieri qui perché trovo qui le stesse caratteristiche che trovo a casa mia, nel senso che trovo l'educazione, l'ordine, la pulizia, il rispetto delle regole, il rispetto degli altri, che non trovo da altre parti. Guardate, io ho girato parecchio l'Italia nella funzione che ho svolto come Fidas, però effettivamente devo dire, ahimè, malauguratamente, perché sono italiano e fiero di esserlo, che non ho trovato quelle considerazioni che dicevo prima per il Friuli e per la provincia di Cuneo da altre parti d'Italia, e questo mi fa male, perché io sono un po' un idealista, dico costa poco, anche lì comportarsi bene, rispettare le regole, fare le cose come vanno fatte. Lei ha parlato, diceva prima, non autoritari ma autorevoli, sì. E poi ha usato un termine che è preoccupante. Sì. Le nuove generazioni hanno usato il termine dormienti. C'è un problema di nuova classe dirigente? Sì. Secondo me c'è, ma è più accentuato in certe zone che non in altre. Per esempio da voi io ho scoperto, lo so da anni, che c'è stata la capacità dei vecchi presidenti anche e dei vecchi responsabili di farsi contornare, di dare spazio ai giovani. Perché noi possiamo essere dei positivi, degli ottimisti, ma come dicevo prima, il lavoro di gruppo fa sì che i giovani portino delle nuove idee, portino delle nuove iniziative. Ma i giovani devono anche capire che il primo ente di formazione, ripeto e sottolineo, per me, dato che è un concetto molto acuto su questo, è la famiglia. Se in famiglia si dà il buon esempio, partendo dalla donazione, ma per tutto il resto, è facile che i giovani crescano con questa mentalità. Vi porto solo, se posso dire, un aneddoto veloce, ma giusto per sdrammatizzare un po'. Io sono padre di 3 figlie. Quando la mia figlia maggiore a un certo momento molto timidamente ha detto papà guarda che io vorrei portare quello che sarebbe il mio moroso a casa, e io dico ma portalo Cristina. A un certo momento arriva sto ragazzo, voi capite, mai visto né conosciuto, entra a casa nostra, era come minimo un po' intimidito, e io come è entrato mi sono presentato, Sandro, lui si chiama Maurizio, e io la prima domanda che gli ho fatto dico scusi lei è già donatore?
facendo finta di essere serio, mi sono proprio sforzato di esserlo. E lui fa no, come dire, ma cosa mi stai chiedendo? Allora gli dico, prima vado a cominciare a fare il donatore di sangue e poi verrà a casa mia, gli ho detto. Poi chiaramente mi sono messo a ridere e ho sdrammatizzato, ma intanto lui è diventato donatore. Senta, e poi approfittiamo proprio della sua presenza. Si trovasse a Cuneo, visto che noi abbiamo una lingua che è il friulano, nella sua lingua, sì, come inviterebbe a donare? Dica 3 buoni motivi da buon Lo dico piemontese. In piemontese poi, se non le dispiace, mi fa la traduzione. No, io direi, scusami, va a donare perché quando che hai donato stai benissimo. Ascoltami, vai a donare perché quando avrai donato starai benissimo. E poi aggiungerei, come ho detto prima, niente che fa ste PB, che è il fatto che gli altri l'hanno ricevuto qualcosa da te. Cioè, non c'è niente che ti fa stare meglio di sapere che altri hanno ricevuto qualcosa da te. Mi spiego, questo è una cosa importante. E visto che lui mi ha pungolato su questo, io vi dico, tra le tante affinità che trovo, lo dicevo ieri sera quando ci siamo trovati così in modo più amichevole, ci sono anche delle affinità di dialetto. Guardate che ci sono dei termini che io trovo nella nostra lingua occitana, perché da noi nelle vallate si parla l'occitano, il provenzale, e anche un po' del piemontese, che trovo esattamente uguali qui. Parlavamo di giallines, per esempio, le galline, per noi sono giallines. La giallinis? Le galline. E uova come lo dite? Però c'è un'altra cosa ancora che mi è venuta in mente prima, perché ne parlavamo ieri sera. Succede che io sono stato, non lo ero allora, ma sono stato per lunghissimi anni presidente dell'Associazione Donatori Sangue Michelin, che è l'unica associazione aziendale della FIDAS. A un certo momento, malauguratamente, è successo il terremoto da voi, 76 se non vado errato, e a quel momento, nello spirito donazionale che avevamo, noi ci eravamo autotassati, ma non solo come associazione, proprio personalmente, per cercare di aiutare. E avevamo mandato su 3 roulotte credo proprio a Gemona, perché so che il nostro corrispondente l'ha detto prima, il cognome del sindaco, e me l'ha fatto venire in mente, era un certo Revelant. Allora, io devo dire che in quel momento noi abbiamo fatto un'opera di bene, ma sapete cosa ci ha stupito? Che noi abbiamo dato le 3 roulotte, chiaramente donate, vuol dire date, finito, definito. Un signore ci sta dicendo, ti ringraziamo ancora, però adesso se volete non c'è. Noi siamo venuti a prenderle ed erano come nuove, come le avevamo date, quindi sono state utilizzate ma nel rispetto di un dono e l'hanno stimate che poi sono la messa all'asta e con ricavato abbiamo fatto delle altre opere di bene, però per dirvi qual è l'affinità che ci lega noi cuneesi, donatori sangue Michelin e la FDS Udine. Grazie Vicepresidente. Grazie. Allora, adesso dovrei cederla. Innanzitutto sentitemi di salutare davanti alle difficoltà che abbiamo vissuto, soprattutto davanti alle sfide che avremo ancora davanti. Convivere con questa malattia che ancora ci colpisce, e dirò alcune cose perché qui la classe dirigente importante, un pezzo importante della classe dirigente di questa regione e soprattutto c'è una parte importante di protagonisti della promozione della salute, perché io intendo l'Associazione Friulana Donatori di Sangue
un'autentica organizzazione di donne e uomini ci colpisce e andando a convincere le persone sul valore dono. C'è la classe dirigente importante, un pezzo importante della classe dirigente di questa regione e soprattutto c'è una parte importante di protagonisti della promozione della salute, perché io intendo l'Associazione Friulana Donatori di Sangue un'autentica organizzazione di donne e uomini che andando a convincere le persone sul valore del dono sono sicuramente in grado anche di convincere le persone sulla bontà del percorso di salute che abbiamo davanti per uscire da questa pandemia. Io di questo vi voglio ringraziare e credo di poter dire con la speranza e la fiducia che quello che abbiamo passato nei mesi che abbiamo alle spalle, l'abbiamo passato e speriamo che sia passato il momento peggiore. Io vedo qui tanti amici, tanti sindaci, tanti amministratori locali, molti protagonisti del sistema del volontariato che sono stati a fianco del servizio sanitario regionale con tutti i protagonisti. Vedo qui il direttore dell'azienda sanitaria che voglio ringraziare, lui e per lui tutti i suoi collaboratori che hanno e stanno ancora fronteggiando con difficoltà e tensione il momento che stiamo attraversando. Ma questa piazza dimostra che la convivenza con questo virus dipende da noi, ci sono delle regole con le quali noi possiamo sperare di tornare il più possibile normale. Abbiamo visto di tutto. Abbiamo visto i nostri cari morire, abbiamo visto persone morire senza avere i loro cari a fianco. Abbiamo vissuto esperienze difficili e le abbiamo superate, vedendo anche persone guarire, vedendo persone ritornare dai propri cari. Credo che questo sia il compito della solidarietà e dello sforzo di un sistema nel quale anche il mondo del volontariato, di cui l'Associazione Donatori di Sangue è autentico pilastro, ha dimostrato come anche in questa occasione, dopo i tragici fatti che sono stati ricordati prima dal vicepresidente nazionale che hanno colpito la nostra terra, anche in questa occasione abbiamo dato prova di avere la schiena dritta e la forza di uscire da questa difficoltà, incamminandoci verso la strada che ci deve portare fuori da questa pandemia. Una piazza riempita con le distanze, le persone con le mascherine, rigorosamente rispettose delle regole che ci siamo dati, è un simbolo, ancora una volta, è una lezione che questo popolo dà per far comprendere come anche da questa situazione e da tutte le prove alle quali siamo stati chiamati, alla fine abbiamo reagito con grande dignità e con grande... E al vicepresidente della Filas vorrei dire una battuta, quel signore che le ha restituito quella roulotte rispondeva ad un ordine per la quale il commissario straordinario della ricostruzione, che era Giuseppe Zamberletti, alla domanda ma la ricostruzione del Friuli può essere applicata nelle altre regioni? E Zamberletti rispose la ricostruzione è un modello che va applicato. Poi ci sono i friulani. I friulani sono quelli ai quali abbiamo in tutta Italia requisito le roulotte e le abbiamo restituite con un mazzo di fiori da dover. Ecco, io penso che dentro questa ci sia la matrice che ha ispirato i padri fondatori di questa straordinaria organizzazione e abbia saputo moltiplicare parrocchia in parrocchia, comune in comune, famiglia in famiglia, di cucina in cucina, di associazione in associazione, quello che oggi è uno straordinario esercito di solidarietà, il quale noi dobbiamo fare numeri importanti anche. Perché io non dimentico la coda e la fila dei donatori nell'ospedale di Udine, la doppia veste di assessore alla sanità del suo comune, ma soprattutto professionista. Non dimentico i donatori pronti a continuare a donare e i donatori
stati pronti a donare il loro plasma per consentire quelle misure di cura alle persone che in quei momenti cercavamo di capire in che modo. Per me questa piazza è una piazza importante, una piazza che nelle difficoltà del momento, nella lucidità che ci deve essere nei momenti in cui devi assumere quelle decisioni che sono decisioni. Le decisioni che ci hanno guidato nel corso dei mesi sono il punto di equilibrio tra l'ortodossia che ci deve essere del professionista della salute, il quale vuole tutte le condizioni perfette. Infine c'è anche il mondo che deve continuare a vivere. È il punto della mediazione tra questi due legittimi interessi che deve trovare la risposta di quella politica alta, dare, mi pare, anche soddisfazione delle persone. Abbiamo fatto le cose perfette? No. Però abbiamo fatto tutto quello che eravamo capaci di fare. Abbiamo fatto perché abbiamo avuto la grande lezione del sostegno dei nostri sindaci, dei nostri comuni, del grande mondo del volontariato, del grande mondo del dono, di quei professionisti della salute ora a svolgere con dedizione il loro impegno. Voglio andare oltre perché la giornata è lunga, il congresso deve proseguire, però voglio prendere uno punto che mi sembra molto profondo nell'omelia del nostro arcivescovo di oggi, il dottor Demonio. Non spetta a me entrare nel merito di queste valutazioni che lui ha fatto in modo autoritario, più autorevole di me. Però io credo che tutta questa nostra storia, della quale noi siamo parte integrante, è figlia di una civiltà, figlia della civiltà occidentale, figlia della cultura europea, è figlia di quei valori cristiani e cittadini che fanno parte della nostra terra, del nostro che mettono al centro la persona, cercano di dargli una risposta e davanti a un problema cercano di dare a loro, a lui, a lei, togliendo quello che noi possiamo dare per salvare la vita delle persone. La storia di questa pienamente ripagata in ogni occasione di grande difficoltà, di cui io sono orgoglioso pro tempore di assumere questo ruolo e questa responsabilità, dicendo grazie a voi perché l'associazione Friulana Donatore, dall'inizio della sua esperienza fino alla guida di tutti i presidenti che ci sono, dal primo all'ultimo donatore, dal primo all'ultimo dirigente, che in ogni strada di questo Friuli è stato esempio, risposta importante, fino a quella spontaneo saluto che io prendo a prestito da Samantha per dire quanto è spontaneo e quanto è generoso questo lavoro che si basa sui principi della sussidiarietà e della solidarietà. A parte dobbiamo rispettare, non dobbiamo avere mai paura di alzare rispetto alla della nostra Europa, che se può avere qualche difficoltà rispetto delle scelte si butta via un'idea di valore importante, si è preso una decisione sbagliata. Proprio in questi momenti stiamo vedendo dall'altra parte del mondo quello sì autoritarismo. Ci insegna come questa è la nostra cultura, questi i nostri alla fine sono quelli giusti. E la grande esperienza dell'Associazione Friulana Donatore di Sangue, io rivolgo la mia sentita gratitudine, mia personale, del Presidente della Regione. E mi perdonerà Samantha se chiudo ripetendo il suo saluto. Mandi a tutti. Grazie al vicepresidente Riccardo Riccardi, un saluto anche al presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin che è in platea, un saluto al direttore generale Caporale citato dal vicegovernatore. Adesso è il momento di Roberto Flora, c'è il discorso ufficiale del congresso che spetta proprio a lui, che tra l'altro è stato recentemente confermato in carica. Presidente della FDS per la provincia di Udine, Roberto Flora. Buongiorno a tutti,
e credetemi, guardare questa piazza e sentire le parole che ci hanno riempito il cuore, veramente è una grande commozione. Pensare a questi mesi che abbiamo vissuto a Siena, poi in distanza purtroppo, ma con una passione e con una dedizione non da poco, oggi ritrovarci, riguardarci negli occhi e ringraziare soprattutto questi benemeriti è una soddisfazione enorme, veramente da commozione. Signor Assessore regionale alla salute, signor Sindaco, donatori benemeriti, congressisti, gentili ospiti, signore e signori. Ci ritroviamo al congresso all'Estizza dopo aver rimandato questo evento a causa della pandemia e anche oggi condivido il rammarico di quanti non possono essere presenti a questo appuntamento tradizionale e tuttora vivo dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue. Lo dimostra il fatto che ben 4 associazioni friulane dei donatori di sangue e della località hanno presentato la loro candidatura per il congresso del 2022, con la finale assegnazione a Gemona, ove auspico di festeggiare in condizioni normali e celebrare un congresso aperto alla partecipazione di tutti. Siamo qui oggi per rendere omaggio ai benemeriti e ringraziarli per quanto hanno dato a beneficio degli ammalati nello scorso biennio e i più generosi associati dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue. Gli altri riconoscimenti verranno consegnati alle sezioni che sono la base fondante del nostro impegno associativo. Non è un momento facile, né per la donazione né per l'associazionismo, perché si sta commutando il tutto in una certa stanchezza, frutto della conseguenza del Covid sulla società e sulle singole persone dopo l'esperienza della chiusura e del distanziamento. Il volontariato, come dice la parola stessa, è frutto della volontà del singolo, per cui c'è chi ha subito reagito e chi non ha avuto il coraggio di farlo. Fortunatamente la maggior parte dei nostri donatori sente il senso del dovere sociale ed ha continuato a donare con regolarità, ma di fronte all'attuale crescita della domanda abbiamo bisogno di un maggior numero di donatori attivi, altrimenti rischiamo di non poter più contare sull'autosufficienza. Siamo chiamati a riaffermare l'orgoglio di appartenere a questa associazione, di essere donatori volontari, sensibili ai valori di un'umanità sofferente che è negli ospedali, solidali con coloro che hanno necessità di cure continue e speciali, grazie al plasma dei nostri donatori. A questo punto, l'associazione tutta deve mobilitarsi con uno sforzo unanime nella ricerca delle persone disponibili al dono e nel fidelizzare con maggiore intensità i donatori che da tempo non donano. Lo so che non è facile, cari Presidenti, ma bisogna darci un impegno comune per farlo nello spirito che anima la FDS e sull'esempio delle generazioni che ci hanno preceduto. Credo sia un momento storico particolarmente favorevole, poiché abbiamo come interlocutori dei professionisti di alto valore e vicini ai nostri ideali, come il dottor Giovanni Barillari, responsabile dell'area vasta trasfusionale del Friuli Centrale, e il dottor Alessandro Lanti, che sorge con un ruolo preziosissimo il CURP, soprattutto per l'intelligenza e la disponibilità della gestione delle nostre tomoteche. A loro vada il nostro più sincero ringraziamento per quello che fanno, ma sono convinto anche per quello che faranno nei prossimi tempi. E ritrovarci qui oggi all'Estizza con i benemeriti significa che dobbiamo al più presto ripartire vincendo reticenze e pigrizie ed anche innovare. Il Covid e le misure adottate per contenerlo hanno frenato la raccolta ed indotto dei cambiamenti nella società ai quali dobbiamo adeguarci se vogliamo continuare ad essere un'associazione e soprattutto essere donatori.
Per questo motivo abbiamo pensato di realizzare, grazie al più che generoso aiuto delle officine Danieli di Butrio, una nuova automoteca per una raccolta nelle periferie e nelle scuole. Ad essa, dopo un accurato restauro, si affiancherà l'attuale mezzo rinnovato e riportato in efficienza. Così si donerà con maggior facilità e senza spostamenti di taluni casi difficili e costosi. Da qualche settimana abbiamo iniziato un nuovo mandato del Consiglio direttivo provinciale e nelle linee programmatiche abbiamo deciso di gestire sempre di più il rinnovamento sezionale, anche con il trasferimento di giovani dalle sezioni studentesche alle sezioni territoriali. I giovani, infatti, sono sensibili al cambiamento, sentono il loro tempo ed è giusto che l'associazione si affidi ad una generazione che garantisca una proiezione verso il futuro. Nel suo insieme la nostra associazione sta invecchiando ed ha bisogno di essere efficiente nella raccolta delle adesioni, nell'organizzazione degli eventi, parlare un linguaggio nuovo con mezzi nuovi. Anche la propaganda ha bisogno di individuare nuove forme di contatti per continuare a incontrare le persone nell'ambito e le iniziative di partenariato, soprattutto con l'assessorato regionale alla salute e con quanti operano nella società civile, per condividere l'obiettivo del bene comune. Donare sangue e plasma dovrebbe diventare un gesto diffuso, un gesto che molti, purché in buona salute, possono fare partecipando alla costruzione di una grande umanità. Non si chiede di essere eroi, ma attraverso il gesto del dono del sangue doniamo la nostra esistenza ad un valore superiore, perché mira a far trionfare sempre il bene delle persone, di chi dà, soprattutto di chi riceve. L'Associazione Friulana Donatori di Sangue, nella sua lunga storia, rappresenta questi valori ed ha acquisito prestigio per il ruolo rivestito di coesione e di quanti sono disponibili a donare. È garante di una serie di condizioni quali la formazione, l'informazione del donatore, la gratuità, il volontariato. Nella collaborazione con il personale sanitario sulla salute del donatore, per la tutela, manca, lo ribadisco ancora una volta, un passo importante, la interconnessione dei dati. In questi anni abbiamo fatto notevoli progressi nella programmazione, nella prenotazione, nell'utilizzo dell'informatica, dei social media, a fine di facilitare la tessitura di un rapporto associativo con i riscontri più che positivi come la app Io Dono. Il nostro costante obiettivo è continuare a mantenere il passo dei tempi in cui viviamo. La nostra società postmoderna viene connotata come la società dell'indifferenza, del vuoto, dell'assenza, dell'individualismo. Dobbiamo tutti insieme impedire che questa visione prevalga anche in Friuli. La nostra presenza di donatori associati ed attivi deve essere costantemente diretta a dare attraverso il dono del sangue un valore superiore alla vita umana, senza abbassarsi a conflitti inutili per non distoglierci soprattutto dal nostro compito statutario, impegno a favore della dignità delle persone e di chi dona e di chi riceve in primis. Ci siamo uniti nella responsabilità e ci siamo assunti questa responsabilità e vi dobbiamo mantenere fede come protagonisti nel campo della salute, ma non di meno in quello civile. Saremo chiamati ad affrontare delle sfide e per questo quel che serve è acquisire una solida convinzione sulla validità dei nostri ideali e donare anche parte del nostro tempo per riprendere quei rapporti umani che sono la base di ogni realtà associativa e tanto di più della nostra. Ai benemeriti di oggi affidiamo il compito di iniziare a dare questa testimonianza, per ritornare alla diffusione in tutti gli ambiti e dell'appello del dono. L'anno prossimo a Gemona dovremo fare un bilancio sull'impegno profuso nell'anno in corso. Anno cruciale per uscire dalla conseguenza della pandemia e dalla pigrizia mentale del non riprendere la cultura del dono come stile di vita. Recuperare soprattutto il terreno perduto in donazioni, ma soprattutto in azioni concrete di solidarietà. È un compito che tutti noi dobbiamo assegnarci. Oggi
È un giorno di partenza e di rinnovamento. Per questo motivo ringrazio le sezioni ospitanti e le ringrazio per aver accettato questo congresso ridotto, modulato sulle contingenze, pur sapendo come e quanto attendessero da anni l'evento per illustrare compiutamente la loro esemplare presenza su questo territorio. Auspico che fra qualche tempo possa rinnovarsi l'occasione per ritornare qui alle Stizza con un congresso di ampia, numerosa partecipazione. Ringrazio l'amministrazione comunale per aver mantenuto il suo impegno, le associazioni del territorio, i volontari, tutti coloro che hanno dato il loro prezioso per l'apporto di questa splendida giornata. Saluto quanti da casa ci hanno seguiti grazie al collegamento televisivo e nell'augurare a tutti una buona domenica ricordo che il messaggio dei nostri padri fondatori oggi è vivo più che mai. Il dono è nel nostro DNA, è la nostra cultura, è il nostro essere comunità. Siamo sempre pronti a donare la vita a chi ha bisogno, orgogliosi di essere donatori. Grazie Presidente Flora. Io voglio salutare i rappresentanti delle amministrazioni comunali, se ci sono i sindaci, assessori o chi per loro, il sindaco di Codroipo, Camino al Tagliamento, Varmo, Sedegliano, Mereto di Tomba, Basiliano, Mortegliano, Castione di Strada, Talmassons, Bertiolo e il vice sindaco di Udine, che è in rappresentanza appunto dell'amministrazione guidata da Fontanini, e ovviamente Revelant, il sindaco di Gemona. Adesso siamo arrivati alla fase delle premiazioni. Sapete che causa pandemia si è dovuto restringere un po' il cerchio. Andremo con la consegna da parte del Presidente Flora e del Vice Governatore Riccardi a coloro che hanno centrato l'obiettivo delle 100 donazioni, questo per i maschi e 80 per le signore, quindi la consegna della goccia d'oro. Io darò i nomi nominativi piano piano. Ci sarà la consegna appunto dei riconoscimenti. E vorrei iniziare con Mauro Rosso, 100 donazioni, sezione di Martignacco. Renzo Totis, sempre della sezione di Martignacco. Qui. Basso Tiziano, Moggio Udinese. Roberto Durì, Mortegliano. Daniele Masutti, Mortegliano. Alessandro Rosso, Palazzolo dello Stella, come del resto Mirko Pitton, sempre di Palazzolo. Andiamo a Nimis con le 100 donazioni di Lucio Cosse. E qui si gioca in casa. Amleto Tosone, Nespoledo Villa Caccia. Lucio Lizzi, Moruzzo. Alido Garbino, Pasian di Prato. Fabio Vantusso, Passons. Walter Mattiussi, Mario, Plasencis. Ivan Tessaro, Polizia di Stato. Denis Beltrame, Povoletto. Massimo De Biasio, Rivignano. Giuliano Sabot, Ruda. Alfonso Sgubin, Marcellino Ruda. Luigino Zoff, San Giovanni. Paolo Dalla Prima, San Daniele. E poi ancora Marcello Donati di Sedegliano. Damiano Marangone di Santa Maria di Lestizza e Loris Job, Santa Maria di Lestizza. E ancora le 100 donazioni effettuate dal signor Ferdinando Tivan di San Gervasio. Rossano Chiarotto, sempre di San Gervasio. Enos Mattiussi, Sedegliano. Angelo Natolini di Susans. Paolo Sgrassutti di Talmassons. Marco Comisso, Teor. Anna Del Fabbro di Tolmezzo. Roberto Cicuto, Udine Città.
Marco Rizziello, Trasporti, Ivano Florida, sempre della Trasporti, e Glauco Buiatti, sempre della Trasporti. Lorenzo Borghese, Torsa Paradiso Roveredo. Giacomino Nadalutti, Udine Città. Vittorina Bravin di Varmo e Angelo Spagnol, sempre di Varmo. Argeo De Crignis, Zanon De Ganutti. Allora direi che così diamo anche il tempo per la consegna e le foto. Andiamo con un brano della nuova banda di Carlino che non vi farà annoiare con dei brani che credo siano conosciuti ai più. Ancora un po'. No, così abbiamo... Allora abbiate ancora un attimo di pazienza perché sono ancora in corso le premiazioni da questo versante. Se la banda di Carlino vuol farne ancora una breve ci agevola tantissimo. Grazie maestro. E salutiamo anche il segretario generale dell'FDS Tirelli che mi ha dato tantissimi spunti per questa presentazione e ovviamente le persone che non si vedono, che sono i signori della Tecno Light che hanno garantito l'audio e non solo. Facciamo un applauso, grazie ragazzi. Tecno Light.
Possiamo proseguire sulle note della nuova banda di Carlino con gli altri premiati. Roberto Boledi, alpini Riccardo Di Giusto, Domenico Chirico, sezione di Artegna Montenars, Roberto Patati dell'Automotive, Virna Riulini, sempre dell'Automotive, Diego Scarsini, Automotive, Michele Gardin, Bicinicco, Roberto Drigo, sezione di Palazzolo dello Stella, Michele Gardin l'abbiamo menzionato, Bicinicco, Mario Cainero, Beivars, Massimo Miani, Basaldella, Danilo Dodorico, sempre di Basaldella, Alessio Federico, Buia, Fabrizio Modanesi, Campoformido, Graziano Pellis, Cartiere Burgo, Loris Zorino, Cassacco, Maurizio Tesser, Castions, come Daniela Schiavon, Castions, e Dania Plotzer, e come, sempre di Castions, Luigi Aviano, Giacinto Barazzutti, Cavazzo Carnico, Alessandra Candotti, Comune di Udine, Giuseppe Garbuio, Corniolo, Guido Zillio di Corno, Giovanni Bolignano Righini, Fabio Scrignaro CFR, Andrea Giuriceo, sempre della CFR, Marica Pagolin di Fiumicello e Roberto Grassi, sempre di Fiumicello. Aniceto Belli Acqua di Flaibano, Giampiero Grazzini, Brigata Alpina Giulia, Luca Fantin, Gonars, Gianni Tomadini, Flaibano, Igor Piani, Brigata Alpina Giulia, Elena Menegotto, Latisana, Enzo Durli di Lauco, Giancarlo Tollon di Manzano e Nevio Chittaro di Martignacco. Questi erano i premiati con la goccia d'oro per 100 donazioni per i signori e 80 per le signore. Dirvi grazie è poco. Poi ci sono altri benemeriti, quelli che hanno centrato l'obiettivo delle 75 donazioni rivolte ai maschi, 60 per le signore, quindi a questi andrà praticamente la targa d'argento con Pellicano d'oro. Verranno premiati subito dopo e premiati dai consiglieri Papais, Tusini, Anastasino, Nardon, Pozzecco, e poi vedo anche la dottoressa Alessio della Questura di Udine, il consigliere Panigara, Pittino, il dottor Barillari che è stato menzionato poco fa, il dottor Caporale, il vicepresidente nazionale Biadene, Piazza, Di Benedetto, Mucchiut, Bruno, Chiarandini, Agostinis, Mazzoccoli, la dottoressa Perabò della Danieli, Bertoli, Pertoldi e il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Se la nuova banda di Carlino vuol donarci ancora un brano, perché così chiuderemo anche il congresso e la nostra diretta di Tele Friuli. Io vi ringrazio perché chiuderemo sulle note di Carlino. Fatevi un applauso, grazie alla FDS, grazie per essere stati sotto il sole, fermi, immobile, seguendo tutte le indicazioni di questi splendidi organizzatori. Buona domenica.